sempre bello entrare allo spogliatoio. Certo, se c'entra la vincitore era meglio. Però, come dice uno grosso e grasso, vogliamolo presidente, i problemi sono altri adesso. Perché te lo del culo, però in questo momento c'è qualcuno che magari sta in un luogo che si chiama o iniziale e finale. La partita non la potrà giocare mai, quindi non la potrà manco perdere. Pensa che perde la partita è un privilegio, perché c'è gente che non la potrà mai giocare la partita, perché è prigioniero del corpo suo, prigioniero di situazioni che non vorrebbe, non è colpa, non l'ha scelta e non l'ha volute, è nato punito o c'è diventato. E quindi gira il focus, perdi la partita, te lo dai tanto al culo, cerca di capire dove ha sbagliato, no? O dove magari qualcuno ha sbagliato lui, però ti puoi giocare la partita, perché se non fili il rigore non sbagli. Ma manco così. Secondo te sto male? Chi sto passa? E chi sto passa? Pensa quanto è importante che tu possa stare a piedi a pesare. Pesi un po' di troppo, sti cazzi, ma stai a piedi a pesare. Chi sto secondo te sto male? Te può piacere, non ti può piacere. Io non ho mai giudicato nessuno, non ho mai puntato il dito perché questo è un pugnale. Se me lo punto e mi metto in discussione può far male. Secondo te stiamo male? Io non riprendo nessun altro qui dentro perché c'è privacy. Ti posso riprendere chi sto passa? Questo signorino, Magrolino e Smith, sono molto più sottili di me. Io mi trovo molto simile come di vita. Perché a noi ci piace di bagnate qua e qui sto passa. E di vivere. Sempre. È giallo rosso. O colore. Il colore, come lo sole e come lo cuore. E viva la vita. È tutta la vita. E alla prossima la puoi vincere. Secondo te sto male? Bella per te. Qui sto passa.